Buongiorno ai titoli di Sicilia 24. A Enna condannato a 4 anni e mezzo un sacerdote, Don Giuseppe Rugolo, per abusi sessuali su un seminarista. La vittima Sicilia 24, non sono stato creduto dalla curia. A Palermo lo stupro del Foro Italico, per noi è una vittoria ma non gioiamo. L'avvocato della ragazza stuprata commenta la sentenza che ha visto il primo dei minori del branco condannato a 8 anni e 8 mesi di reclusione. A quasi 26 anni di distanza hanno un nome i mandanti dell'omicidio del sindacalista siciliano della UIL Mico Geraci, ucciso perché si era opposto alla mafia. Il figlio, giornata importante, mi costituirò parte civile. A Messina la procura ha chiesto l'archiviazione, la famiglia non crede al suicidio di Ayman, il sedicenne trovato carbonizzato nel febbraio del 2023 a Merì, in provincia di Messina. Il caporalato, dopo la nostra inchiesta a Paternò, lo sgombero della baraccopoli si farà solo dopo aver trovato soluzioni dignitose per i braccianti stranieri. Agrigento, a pochi giorni dallo svelamento nella Valle dei Templi, il gigantesco telamone è già travolto dalle polemiche e dal sarcasmo. Calcio, turno infrasettimanale in Serie C, il Catania di scena nel pomeriggio ad Avellino per cercare di rialzarsi, mentre il Messina va all'assalto del Crotone con l'obiettivo di agganciare la zona play-off. Buongiorno, eccoci con le notizie del nostro telegiornale. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela ha rinviato a giudizio un catechista della Chiesa Madre del Comune del Nisseno con l'accusa di atti sessuali con minorenne. L'episodio riguarderebbe un ragazzo di 12 anni. Gli investigatori hanno ricostruito che 2 anni fa il catechista, che aveva 10 anni più di lui, lo avrebbe indotto a compiere atti sessuali. Sentiamo GR Italia. Dopo una lunga maratona in Camera di Consiglio andata avanti per oltre 8 ore, il Tribunale di Enna ha condannato a 4 anni e 6 mesi di carcere per violenza sessuale su minori Don Giuseppe Rugolo, sacerdote ennese, arrestato nel 2021. Lo scorso 10 gennaio, nella sua requisitoria, il PM aveva chiesto per Rugolo la pena di 10 anni di reclusione. Al sacerdote è stata combinata anche l'interdizione perpetua dall'insegnamento e per 5 anni dai pubblici uffici, una sentenza che rappresenta la fine di un incubo per Antonio, riconosciuto vittima degli abusi del sacerdote quando ancora era minorenne. Arrivare a questo momento non è stato per nulla semplice. Sono davvero passati tanti anni e dopo non essere stato creduto dall'autorità ecclesiastica invece mi sono affidato allo Stato e quello che ho raccontato è stato credibile, è stato creduto dai giudici e quindi l'arrivo di una condanna per me è stato importante. Non solo per me, non solo per la mia famiglia, ma anche per quanti sono stati poi coinvolti in questo processo e per quanti purtroppo magari ancora non trovano la forza di denunciare. Il Tribunale ha anche riconosciuto la responsabilità civile della Curia di Piazza Armerina, una responsabilità che secondo Antonio adesso dovrà servire ad avviare un cambiamento in diocesi. In questa diocesi ci sono appunto dal vescovo ai suoi stretti collaboratori, a chi ha sempre di fatto aiutato Rugolo a uscirsene in un modo o nell'altro dalle sue responsabilità. Oggi quelle responsabilità cadono a maggior ragione su di loro. Avere ancora un vescovo che per l'appunto ha coperto e sa di avere coperto questo come altri casi, così come è emerso tuttavia dagli atti, io non credo che faccia ancora bene a questa Chiesa e quindi a questo territorio. L'indagine nei confronti di Don Rugolo si era aperta proprio grazie alla coraggiosa denuncia di Antonio, che raccontò alla squadra mobile di Enna le violenze subite dal 2009 al 2013. Gli accertamenti hanno consentito di ricostruire altre violenze commesse nei confronti di altri giovani. Una condanna di questo genere io mi auguro possa in realtà dare la fiducia e la speranza ad altri giovani che si può denunciare, si deve denunciare, bisogna affidarsi veramente alla giustizia. Per noi è una vittoria, ma non gioiamo. L'avvocato della giovane ragazza stuprata a TG Sicilia commenta la sentenza che ha visto uno dei membri del branco condannato ad 8 anni e 8 mesi di reclusione. Sentiamo.
È contenta di essere stata creduta. Asia, la giovane vittima dello stupro di gruppo di Palermo, però non gioisce per la condanna a 8 anni e 8 mesi di uno dei suoi stupratori, inflitta ieri. La vittima ha sempre ribadito di essere stata aggredita e di aver gridato basta, chiedendo di smettere ai suoi aguzzini. Io dico che la ragazza è stata violentata sia il 7 luglio ma anche successivamente, perché sono continuate tutte queste cattiverie che sono state dette su di lei, una sorta di campagna diffamatoria che mi ha molto ferita personalmente come donna. Quindi per me la vittoria vera è quella che i magistrati abbiano creduto a questa violenza, nonostante questi attacchi mediatici. Ad aprile saranno giudicati sempre con il rito abbreviato anche gli altri indagati. La ragazza come sta? La ragazza è molto provata, moltissimo. Io l'ho trovata già molto provata perché appunto aveva subito tutti questi attacchi mediatici pazzeschi, ma veramente pazzeschi, infamanti, molto aggressivi. L'ho trovata molto provata. Piano piano stiamo cercando di aiutarla. A quasi 26 anni di distanza hanno un nome i mandanti dell'omicidio del sindacalista siciliano della UIL, Mico Geraci, ucciso perché si era opposto alla mafia. Sentiamo Luca Ciliberti. Ci sono voluti quasi 26 anni per conoscere la verità sulla morte di Mico Geraci, il sindacalista siciliano della UIL che ha pagato con la sua vita e il suo impegno contro la mafia. I sospetti che dietro il delitto ci fosse Cosa Nostra hanno finalmente trovato riscontri solidi. Un'inchiesta lunga che ha portato all'arresto di 2 boss, Pietro e Salvatore Rinella, capimafia di Trabia, fedeli gregari del boss Bernardo Provenzano, vero regista del piano che portò all'eliminazione del sindacalista scomodo. Geraci, anni di militanza nella Democrazia Cristiana, uomo rigoroso e impegnato da sempre nelle battaglie di legalità, dava fastidio agli uomini d'onore del suo paese, Caccamo. Aveva deciso anche di candidarsi a sindaco. Nei comizi pubblici denunciava le ingerenze di Cosa Nostra nella pubblica amministrazione e rifiutava di assistere per i rimborsi agricoli personaggi poco chiari. Un malcontento che era arrivato alle orecchie di Nino Giuffre, capomafia locale, che aveva preferito non prendere posizione. Gli stessi malumori erano arrivati a Bernardo Provenzano che al contrario decise di mettere a tacere il sindacalista rivolgendosi ai fratelli Pietro e Salvatore Rinella. Geraci fu freddato l'8 marzo del 1998 davanti agli occhi della moglie, affacciata al balcone di casa. Negli anni l'inchiesta sul delitto è stata archiviata e riaperta più volte. La prima archiviazione fu decisa nel 2021, poi nel 2026 ci fu una seconda archiviazione. Nino Giuffre, capomafia che nel frattempo era diventato pentito, aveva dato però degli spunti preziosi alle indagini. Negli anni altri ex mafiosi come Emanuele Cecala, Andrea Lombardo e Massimo Restivo hanno deciso di collaborare con la giustizia svelando particolari su una serie di delitti risolti, tra i quali quello proprio di Geraci. Da qui la nuova riapertura dell'inchiesta e oggi provvedimenti cautelari per i mandanti Salvatore e Pietro Rinella. Adesso vi proponiamo le parole del fratello di Ayman, il sedicenne trovato carbonizzato nel febbraio del 2023 a Merì, in provincia di Messina. La procura ha chiesto l'archiviazione. La famiglia non crede al suicidio. Francesco Triolo. Voglio anche lanciare un appello a chiunque sa qualcosa, va a dirlo alla procura o al mio avvocato. Non crede all'ipotesi di un suicidio la famiglia di Ayman Serti, il sedicenne marocchino che il 16 febbraio 2023 fu trovato semicarbonizzato a Merì, in piazza Italia 90, ad un anno dalla sua morte. La procura di Barcellona ha chiesto l'archiviazione. Secondo gli investigatori il giovane si è tolto la vita. L'inchiesta aveva ipotizzato anche il reato di omicidio volontario. L'avvocato della famiglia di Ayman, Tommaso Calderone, ha già annunciato che presenterà opposizione perché ci sarebbero diversi aspetti che devono essere ancora approfonditi. Il fratello di Ayman, Aibu, invece continua a passare quotidianamente da quel piazzale dove c'è una bacheca con scritto "Sarai sempre nei nostri cuori" e continua a non credere nell'ipotesi di un suicidio. Perché non sappiamo come fanno a credere che un ragazzino di 16 anni si toglie la vita con quel modo, anche senza ragione. Poi noi lo troviamo molto strano perché mio fratello non manco era depresso, era un ragazzo molto bravo, amava la vita, sorridente e allegro. Poi non so, qualsiasi cosa è successo quel giorno, secondo me si tratta di omicidio, perché
È molto strano così un ragazzino di 16 anni viene all'improvviso e decide di uccidersi. È impossibile che a uccidere Aldo Naro sia stato un solo colpo. Così, davanti alla prima sezione della Corte d'Assise di Palermo, i professori Ricci, Sebatini e Laganà, che nel 2021 avevano effettuato a Catanzaro la nuova autopsia alla TAC sul cadavere appunto dell'esumato del giovane medico ucciso nella discoteca Goa di Palermo nel 2015. Adesso a Catania lo sgombero della baraccopoli di Paternò ci sarà, ma non prima di aver trovato soluzioni dignitose e legali per i braccianti stranieri. Il fenomeno del caporalato e delle condizioni degradanti in cui vivono questi lavoratori è esploso in tutta la sua drammaticità dopo la nostra inchiesta. Sentiamo Adelaide Barbagallo. Legalità e integrazione per i braccianti stranieri sfruttati, il caporalato nelle campagne di Paternò e lo scempio della baraccopoli, fenomeni presenti da anni ed esplosi in tutta la loro gravità dopo l'omicidio di un nordafricano e l'inchiesta di Antenna Sicilia e Telecolor. In prefettura a Catania si cercano soluzioni. Il recente decreto legge permetterà la nomina di un commissario per l'eliminazione degli insediamenti abusivi, ma questo non basta. L'altro passo sarà la firma di un accordo. Che intento stipulare coinvolgendo le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria e chiaramente tutta la rete sociale, perché evidentemente c'è anche un ruolo importante dei datori di lavoro e quindi un'attività, perché se io do un lavoro devo dare anche le condizioni per svolgere questo lavoro. Nervi tesi tra i braccianti stranieri in questi giorni. Avvertiamo un'aria tesa, una tensione che prima c'era ma si riusciva a gestire, ora si sentono sotto osservazione. I braccianti della baraccopoli di Paternò, se l'ispettorato del lavoro accerterà che sono stati sfruttati, non potranno essere espulsi, afferma il sindacato. Va affrontato il tema sul piano della legalità, sul piano della sicurezza, ma anche su un piano dell'integrazione sociale di chi è in regola o comunque di chi può essere regolarizzato. Adesso è stato firmato lo sgombero, ma la baraccopoli sorge in un terreno privato ed è lì da quasi 10 anni. I proprietari ci hanno chiesto proprio questo, hanno denunciato questa situazione e hanno chiesto di sgomberare. La stagione della raccolta degli agrumi sta per concludersi, questi braccianti si sposteranno in altre province, ci sono altri campi in cui lavorare. Tra poco inizierà la raccolta delle patate nel Siracusano. Dove alloggeranno e quale sarà la loro paga? A Catania la piantumazione di 2.500 alberi fa da contraltare al pessimo stato del verde pubblico. A Montepo, in viale Mario Rapisardi, enormi fossati sono pieni di spazzatura e le radici sono sradicate dai mezzi utilizzati per rimuoverla. Tonino De Mana. Da una parte la cura del verde, dall'altra il verde che non si cura. Mentre si piantano 2.500 alberi, uno per ogni bambino nato nel 2023, a Catania gli alberi esistenti non godono di ottima salute, anzi si fa di tutto per farli morire. Montepo e viale Mario Rapisardi. Vi mostriamo due esempi alternativi dove gli incivili di turno gettano i sacchetti della spazzatura ed altrettanto alternativo è il modo di raccoglierla, ovvero mezzi con bracci meccanici che sradicano radici e danneggiano i marciapiedi. La motopala è stata qua, una motopala, perché gli operatori ecologici non possono levare a mano la spazzatura con il guante, no, a motopala che costa un occhio al comune, a me e a lei e a tutti. Purtroppo abbiamo una buca profonda almeno 1 metro e larga quasi 2, dove praticamente viene utilizzata come un cassonetto dei rifiuti. Ai piedi di un albero che forse non si capisce se ancora è in vita o meno, le radici sono praticamente divelte dal lato in cui c'è questo enorme fosso. Quel che resta sono i fossati che vedete, qui siamo al civico 192 del viale Mario Rapisardi, profondi anche 1 metro, che rappresentano un serio pericolo per i passanti. Stai finendo nella buca? Ma sì, è vero, stavo proprio finendo dentro la buca in effetti. In realtà l'avevo vista, però è comunque molto brutta, non c'è che dire. È normale che ho rischiato di cadere. C'è una cosa enorme, enorme. Gli hanno distrutto anche un albero. Sono tante le segnalazioni che arrivano alla nostra linea di WhatsApp 342 74 55 005 e che denunciano l'altra faccia di Catania, con aiuole sempre più sbiadite o multicolor, ma solo per la presenza di sacchetti rosa, verde, blu, nero, ovviamente colmi di immondizia.
Migliaia di persone si sono ritrovate questa mattina in piazza Angelo Scandagliato a Sciacca per la manifestazione promossa dal Comitato Civico Patrimonio Termale a 9 anni dalla chiusura proprio delle terme di Sciacca. Davide Sardo. Migliaia di persone si sono ritrovate questa mattina in piazza Angelo Scandagliato a Sciacca per la manifestazione promossa dal Comitato Civico Patrimonio Termale in occasione del non anniversario della chiusura delle terme di Sciacca. La città di Sciacca, ma alla manifestazione erano presenti sindaci e delegazioni di diversi comuni, ha risposto in massa alla richiesta di partecipazione. Un lungo corteo dalla piazza principale ha marciato per le strade del centro fino a raggiungere il viale delle terme, dove davanti allo stabilimento si sono svolti gli interventi conclusivi. Grande soddisfazione da parte dei promotori per la massiccia adesione all'iniziativa, con la quale la città di Sciacca chiede con forza la riapertura delle strutture. Soddisfazione anche per le dichiarazioni rese ieri sera dal Presidente della Regione Renato Schifani, che a conclusione di un tavolo tecnico ha illustrato il percorso che intende portare avanti e concludere entro la fine della legislatura per il rilancio del termalismo. Le terme di Sciacca sono state chiuse il 6 marzo del 2015. Tale chiusura rappresenta l'epilogo di una ultra cinquantennale storia di iniqua gestione da parte della regione siciliana. A Palermo una passeggiata shock in via Crociferi, cede una botola e un 28enne precipita da un'altezza di 6 metri. Il padre, ai microfoni di Sicilia 24, dice è un miracolato, poteva morire. Marco Gullà. Una tragedia sfiorata. Palermo, via dei Crociferi, nel quartiere Noce. Un ragazzo di 28 anni è caduto dentro una botola dopo che stava passeggiando con i suoi familiari. La lamiera che copriva la botola ha ceduto, provocando la caduta del ragazzo. Questa è via Crociferi, l'uomo stava appunto passeggiando in questo tratto di marciapiede quando all'improvviso la botola, che tra l'altro era semiaperta, ha ceduto e il 28enne ha fatto un volo di 6 metri circa, lo possiamo anche vedere dalle immagini, una caduta assolutamente rovinosa. Incontriamo il padre, ancora scosso per l'accaduto. Venivamo è venuto a prendere me al lavoro, quindi qua si è creata la pozzanghera d'acqua, abbiamo messo la macchina qua, abbiamo detto vabbè passiamo da qua, come qua era tutto aperto, la botola c'era, ma sono fradice, giustamente passo io, passa mio fratello, mio figlio, boom, è caduto là sotto. Io lì per lì, diciamo, non l'ho visto più, cioè mi sono voltato tutto assieme e mi sono visto mio figlio proprio cadere giù. È un miracolato. Un miracolato, veramente. Io ho fatto di tutto per magari risollevarlo, perché aveva problemi respiratori, perché ha sbattuto le spalle, ha sbattuto la gamba. Il ragazzo sta meglio, ma ha dolori in varie parti del corpo. Abbiamo chiamato i carabinieri, così sono venuti i soccorsi, diceva soccorre questo ragazzo. Se la caverà con alcuni giorni di prognosi, la paura per quanto accaduto invece resterà. Breve pausa e poi ci occuperemo del Telamone che, pensate, appena svelato ad Agrigento, già però fa sollevare diverse polemiche. Eccoci in studio, sarà l'autopsia a fornire elementi sulla morte di Vincenzo Marchese, il cui cadavere è stato ritrovato sul lungomare di Acquitta, tra Terme, Vigliatore e Falcone. Siamo in provincia di Messina. Il corpo del pescatore di 72 anni era seminudo sulla spiaggia. Il procuratore di Barcellona Verzera ha affidato il caso e già disposto l'esame medico legale. A pochi giorni dallo svelamento nella Valle dei Templi ad Agrigento, il gigantesco Telamone è già travolto dalle polemiche e dal sarcasmo. Anche il Museo Archeologico di Venezia ha pubblicato e poi cancellato un post ironico e c'è anche polemica tra gli stessi agrigentini. Sentiamo Davide Sardo. Non vi è pace tra gli ulivi della Valle dei Templi per il Telamone, il gigante di tufo risvegliato da un sonno millenario, ricostruito e risollevato ancora una volta, come al tempo dei Greci, a ridosso del tempio di Zeus. È abusivo, è un obbrobrio senza piedi, è solo marketing o addirittura un'operazione Frankenstein.
Il telamone di oltre 8 metri, appena inaugurato in presenza del governo regionale, divide tra coloro che plaudono all'iniziativa volta alla valorizzazione del patrimonio archeologico agrigentino e altri che invece lo bocciano come una mostruosità, con conseguente spreco di denaro pubblico. Anche tra gli agrigentini non mancano opinioni divergenti. Vedere rialzare un telamone dopo tutti questi anni è sempre un piacere, con la speranza che questo telamone rimarrà all'impiedi, perché con tutte le polemiche e cose che ci sono per adesso non lo so se questo telamone si va di nuovo a coricare, secondo me. Personalmente, da un punto di vista estetico, non credo che aggiunga granché al grande valore della Valle dei Templi. Stiamo parlando della magnificenza della dominazione greca in Sicilia, quindi a mio parere è un'iniziativa molto lodevole. Tra le polemiche ha provocato particolare scalpore un post apparso su Facebook e cancellato dopo poche ore del Museo Archeologico Nazionale di Venezia, in cui si è posto a confronto con sarcasmo il colosso siciliano con la statua romana di Marco Agrippa, ammiraglio dell'imperatore Augusto, custodita appunto a Venezia. Diatribe a parte, il telamone ha già reso il suo enorme contributo in termini di presenze turistiche e visibilità in tutto il pianeta. Dal giorno del suo svelamento, giovedì scorso, è stato ammirato, fotografato e filmato da circa 20.000 persone. Dopo mesi di polemiche è arrivata l'ufficialità. I concerti pop non saranno più al Teatro Greco di Siracusa ma all'Ara di Ierone. I lavori sono già partiti per una platea che avrà 4.000 posti a sedere. Francesco Aloi. Era previsto, adesso c'è la conferma. A Siracusa i concerti pop lasciano il Teatro Greco e traslocano all'Ara di Ierone. Stiamo già mettendo a terra tutto il progetto che è stato approvato sia dalla soprintendenza che dai Vigili del Fuoco, quindi realizzazione di stradelle, realizzazione di impianto elettrico, realizzazione di impianto antincendio e quanto prima inizieremo a collocare tutto il teatro provvisorio. Una scelta che piace, una decisione presa dalla Regione per tutelare il teatro, ma tutela è una parola fondamentale anche per quest'area di 7.000 metri quadrati. Perché una volta che noi smontiamo questo teatro, tutte le stradelle che sono, ripeto, sempre reversibili, sempre con la massima attenzione, il tessuto non tessuto, sabbia, eccetera, eccetera, resteranno per la fruizione delle persone diversamente abili. I lavori sono già iniziati. Quello che vediamo qui nel progetto tra un po' sarà realtà. Un palco principale di 200 metri quadrati, 2 palchi minori collegati tramite passerella, 5 settori dedicati alle tribune e 7 per le platee. I posti saranno 4.000. Massima protezione del piede diritto a contatto con il terreno vergine, quindi non è un suolo archeologico a tutti gli effetti, perché il suolo archeologico ce l'hai 60-70 cm sotto e quindi siamo in campagna. Pur tuttavia abbiamo la massima attenzione sul teatro e sulle strutture che poggeranno sul terreno. 0 barriere architettoniche, area accessibile a tutti. Adesso non resta che aspettare di conoscere chi verrà. Chi tra i big canterà qui. Lo scopriremo presto. Un'eccellenza siciliana che è divenuta punto di riferimento nazionale e internazionale, l'ISMET di Palermo, che ha da poco celebrato i 3.000 trapianti dal 1999. Dell'attività del centro, dell'esperienza di una paziente, si parlerà oggi a Sicilia 24 Focus. Ospiti di Roberta Lunghi, il professor Salvatore Grutta Dauria, direttore dei trapianti addominali all'ISMET, e Paola Mouraglia, paziente trapiantata. Potete inviare le vostre domande con un messaggio al 342 74 55 005. Breve pausa e poi il calcio. Eccoci al calcio, 30ª giornata di Serie C. Il Catania gioca oggi pomeriggio ad Avellino senza Chirico. I rossazzurri, reduci dal pareggio col Monterosi, cercano punti per dare ossigeno alla classifica. Marco Carli. La solita storia, il Catania che oggi dopo una prova negativa cerca di riprendersi è lo stesso che vuole continuità dopo una buona prestazione o un bel risultato. In questa stagione sull'Altalena, che in mezzo a tanti momenti di buio ha prodotto un'esaltante finale di Coppa e un disarmante 15° posto in campionato, eccoci di nuovo da capo. Il Monterosi ha riproposto le stesse sensazioni di sempre, squadra sterile in attacco, per nulla reattiva e poco inclina alla manovra, tanto che Lucarelli ha pensato che avrebbe potuto cambiare quasi tutto
tutti gli interpreti per mettere gente più fresca. Anche ad Avellino qualcosa cambierà, in attacco non ci sarà Chiricò, bloccato da una fascite plantare come comunicato dalla stessa società, non rientra fra i convocati della sfida del Partenio Lombardi. Pronti Chiarella e Peralta che a seconda dell'utilizzo potranno modificare il sistema del Catania dall'inizio e a partita in corso. Gli irpini di pazienza, che non potranno contare su Cancellotti squalificato, non fanno del loro campo esattamente una fortezza. Hanno vinto l'ultima con la Casertana dopo un digiuno di quasi 4 mesi. In trasferta il Catania non vince da Benevento prima di Natale e nelle ultime gare ha accumulato parecchi 1-0 a sfavore, con lo stesso cliché: gol subito e poi assenza di reazione. Un cliché che si proverà a modificare in una partita complicata contro una squadra che ha dei valori assoluti alti, come dimostra il 4° posto in classifica. Avellino-Catania sarà seguita da Telecolor attraverso diretta stadio, collegamenti dal Partenio, commenti da studio, 3 ore live che si concluderanno con le interviste ai protagonisti. Impegno casalingo per il Messina che dopo la vittoria di Brindisi oggi pomeriggio ospita il Crotone, 7° in classifica. Nella formazione giallorossa rientrano dall'inizio Lia e Ortisi. Sergio Colosi. Un Crotone senza vittorie da 8 gare misura oggi pomeriggio a Francoscoglio le ambizioni del Messina di inserirsi nella prima metà della classifica. Calabresi sconfitti da Foggia e Giuliano con Silvio Baldini in panchina, ma Giacomo Modica non si fida e chiede massimo impegno ai suoi calciatori. Ha uomini e risorse per poter vincere con chiunque, sta attraversando questa fase abbastanza delicata. E noi dobbiamo essere bravi a cercare di triplicare le nostre forze, le nostre energie, perché non possiamo competere tecnicamente con una squadra che sulla carta è molto forte, sulla carta è più forte di noi. Nel 4-2-3-1 Fumagalli in porta, difesa con Manetta e Dumbravanu centrali, Lia, Ortisi e Lati, in mediana Franco e Frisenna, sulla tre quarti Rosafio e Mausso e Ragusa, con Zunno in attacco e Plesce in panchina insieme a Firenze e Polito. Per raggiungere il primo step della salvezza e poi pensare di poter rompere le scatole a qualche altra squadra importante per eventualmente sognare nel cercare di raggiungere un altro obiettivo, poi diventerebbe anche una cosa bella per tutti, per la città, per il presidente, per i tifosi, per noi, perché poi ballerebbero tante cose, carriera, stipendi, contratti. Arbitra Stefano Nicolini della sezione di Brescia, 6 precedenti senza vittorie con il Messina. Io mi fermo qui, dopo la sigla il Focus, oggi curato da Roberta Lunghi. Grazie per l'ascolto e buon pomeriggio.